Buona giornata a tutti su Media News TV. Siamo come di consueto all'approfondimento quotidiano, oggi dedicato con uno speciale alla società sportiva Antioquense Football Club, che ieri ha chiuso una stagione da incorniciare con una rotonda vittoria per 5-1 sul Bindua di mister Paolo Azzori nell'ultima sfida di campionato. Il sodalizio antioquense, guidato magistralmente dall'ottimo tecnico di Villa Massargia Alessandro Perra, coadiuvato dall'intero staff tecnico, ha dominato meritatamente la scena in questa stagione targata 2018-2019, guadagnandosi la promozione sul campo in prima categoria con grande determinazione, ma allo stesso tempo con la dovuta umiltà e senso del sacrificio sportivo. Un concentrato e un mix di entusiasmo, elementi essenziali che hanno creato il gruppo vincente. Sentiamo proprio il tecnico lagunare ai nostri microfoni, intervistato a fine partita. Siamo al termine della partita della formazione antioquense che ha battuto 5-1 il Bindua con mister Perra. Avete festeggiato quest'oggi la promozione in prima categoria, davvero i complimenti da parte della nostra redazione sportiva. Innanzitutto grazie dei complimenti e li condivido con tutti i ragazzi, con lo staff e con i dirigenti che sono stati eccezionali in questo cammino di quest'anno. Insomma, mister, quando hai capito che quest'anno poteva essere l'anno buono per raggiungere questo prestigioso traguardo che la società aveva programmato nei 3 anni? Praticamente è stato quando i ragazzi hanno iniziato un po' a mettere in pratica, diciamo, tutti il lavoro, il sacrificio fatto nell'anno prima, perché veniamo dall'anno passato e abbiamo provato a dare un progetto e un seguito ai ragazzini usciti dagli allievi. Quando questi ragazzi hanno iniziato a dare continuità alle prestazioni, lì mi è venuta proprio la sensazione che questo traguardo si poteva raggiungere con ottimi obiettivi. Ecco, che sensazioni fa vincere un campionato così comunque importante, insomma, Sant'Antioco è una cittadina da tradizioni calcistiche non indifferenti e ritornare in prima categoria non è male? Sì, è proprio così. Sant'Antioco è stata una piazza molto bella, un'esperienza per me unica, sono abbastanza giovane di questa esperienza, è stata un'esperienza unica per me, per il mio staff assolutamente e credo anche per i ragazzi, perché anche loro si sono affacciati quasi tutti al primo campionato vinto, quindi è una cosa condivisa pieno con tutti. Ecco mister, è prematuro pensare alla prossima stagione, vorresti guidare ancora questo sodalizio anche in prima categoria, vorresti affrontare squadre magari più blasonate? Allora, la società intanto mi ha confermato e questo mi fa già onore e piacere. L'anno prossimo il campionato di prima categoria è un campionato più difficile della seconda, dobbiamo già iniziare a fare un progetto, un programma. Abbiamo ragazzi interessanti che possono crescere e magari con la società e lo staff vediamo di costruire qualcosa di importante proprio per l'anno prossimo. Allora, la festa qui allo stadio è terminata, fra poco inizierà quella in ristorante, se ne vedranno delle belle. Esatto, grazie a tutti. Grazie mister, complimenti. Diciamoci la verità, una cavalcata inarrestabile dopo l'iniziale naturale rodaggio, con una squadra vincente formata per lo più da giovani calciatori volenterosi e desiderosi di affermarsi nel mondo del calcio, spinti e presi per mano da alcuni altri giocatori d'esperienza e navigati che hanno letteralmente trascinato al successo il gruppo. Su tutti il grande e indomabile comandante Sergio Piloni, autore ieri fra l'altro anche di un gol che con la sua tenacia ed esperienza calcistica ultradecennale ha portato il giusto entusiasmo trascinando i più giovani. E come non ricordare il grandissimo campionato disputato dal bomber biancoblù Andrea Lorrai, puro attaccante di razza, fatto in casa, attaccatissimo ai colori della squadra della sua cittadina lagunare, autore di 22 reti stagionali che lo collocano al vertice della classifica marcatori. Lo abbiamo sentito in sala stampa a fine partita. Può partire il contributo dalla regia. Siamo con il bomber dell'Antioquense Lorrai che anche oggi ha marcato il cartellino, penso che hai vinto la classifica cannonieri, 22 reti. Sì, penso di sì, comunque devo ringraziare tutti i compagni che mi hanno aiutato quest'anno, l'anno scorso, il mister che nonostante tutte le difficoltà fisiche sono riuscito a raggiungere questo obiettivo che poi per me è importante come per tutta la squadra perché ci
È stata una bella soddisfazione per me, che a 30 anni qualcosa l'ho vinta insieme ai miei compagni, anche se di seconda categoria, ma è sempre una vittoria che ci ha dato una grande forza, che ci ha dato la possibilità di ripartire, perché Insomma, Andrea, hai fatto davvero tantissime reti. Qual è quella che ti ha dato più soddisfazione questa stagione? Quella che mi ha dato più soddisfazione diciamo che è stata quella con la Fortitudo al Guspini, che è un gol che me lo terrò a mente, perché il segnale di tacco al volo è una cosa bellissima. E niente, poi gli altri sono stati tutti gol un po' passaggi al centro, tutti gol un po' facili, diciamo, e poi qualche gol difficile da fuori. Però sono tutti stati belli perché hanno contribuito a vincere il campionato. Ecco Andrea, il mestierante da goleador, lo sappiamo tutti, ce l'hai. Nella prossima stagione certamente guiderai ancora l'attacco dell'Antioquense in prima categoria. Ma mi auguro proprio di sì, spero di sì, perché alla fine Sant'Antioco è la mia casa, alla fine ho sempre giocato qua, sono cresciuto nell'Antioquense e penso finirò nell'Antioquense, a meno che non cambino le cose, ma credo che proprio che finirò nell'Antioquense, è la mia casa. Grazie ad Andrea Lorrai, davvero in bocca al lupo anche per il futuro e che inizi la festa anche per te questa sera. Ciao! Ciao! In definitiva, cari amici sportivi, un team vincente per Sant'Antioco che riporta in laguna una squadra e una società giovane nel campionato che più gli compete. Il sodalizio bianco-blu, costruito, dobbiamo dirlo accuratamente, da uno staff serio e competente come il giovane presidente Riccardo Diana, il direttore sportivo tuttofare Mariano Gala, il direttore tecnico del settore giovanile Pietro Garau, la segretaria inarrestabile e onnipresente Gabriella Congiu e tutti i collaboratori che si sono prodigati ed impegnati anche quest'anno con grande attaccamento e senso del dovere, ha chiuso una stagione da record ottenendo 64 punti in 24 partite grazie a 20 vittorie e 4 pareggi e nessuna sconfitta, mettendosi nettamente alle spalle le squadre contendenti alla vittoria finale. Non dimentichiamo di menzionare certamente il pubblico antiochense, sempre pronto a sostenere con forza la propria squadra del cuore. Al termine dell'ultima partita di ieri, naturalmente sono partiti i festeggiamenti allo stadio, con la presenza della banda cittadina e del sindaco Ignazio Locci, che ha portato il suo saluto e i complimenti alla società, promettendo per l'immediato futuro un impegno sempre maggiore dell'amministrazione comunale a sostegno soprattutto delle strutture sportive, per tentare di riportare nel giro di 2 anni, con un progetto ambizioso, a detta dei massimi dirigenti biancoblù, il sodalizio lagunare nel campionato di promozione regionale. Vediamo ora in chiusura le immagini che abbiamo raccolto per voi in un servizio speciale dei festeggiamenti a fine partita proseguiti fino a tarda notte in una splendida location nell'isola di Sant'Antioco. Dalla regia può partire ora il servizio. Shreds of world, that are hidden in the mist below. What if I could? I feel alive.
Alla festa della formazione dell'Antioquense Football Club che ha vinto il campionato di seconda categoria, naturalmente insieme al dirigente, responsabile massimo Mariano Gala, che chiaramente festeggia insieme ai suoi giocatori una stagione esaltante. Ci ha visto concludere imbattuti e ci ha visto fare alcuni record. La squadra è da 1 anno e mezzo che è ancora imbattuta, quindi abbiamo raggiunto grandi soddisfazioni e siamo contenti di questo risultato perché riporta Sant'Antioco nel calcio che conta. Ecco, Sant'Antioco, Mariano, ha tradizioni, soprattutto nel mondo calcistico naturalmente, anche in tanti altri sport, un pubblico d'eccezione. Quali sono i programmi, insomma, per la prossima stagione del campionato di prima categoria? I programmi noi stiamo già programmando perché la prima categoria potrebbe essere più impegnativa del campionato che abbiamo appena concluso. Pertanto, avendo vinto con 4 giornate di anticipo, ci siamo dedicati, almeno io in prima persona mi sto già dedicando a degli incontri, a cercare dei contributi che possano essere utili per affrontare il campionato nel migliore dei modi. Ecco, 3 anni fa mi avevi detto riuscirò con l'impegno di tutti, insieme alla società, insieme ai giocatori, a portare questa squadra in prima categoria. Adesso quali sono i presupposti per i prossimi 2 anni? I presupposti spero siano buoni, nel senso che noi lavoreremo con passione come abbiamo fatto in questi anni, in questi 3 anni. La squadra è giovane, abbiamo attinto anche dal settore giovanile dove almeno 3-4 elementi sono di sicuro spessore e quindi contiamo anche nel prossimo campionato di avere la possibilità di utilizzarli. Con il nostro telaio penso che la squadra possa fare un buon campionato. Se le risorse ce lo consentiranno potremo anche dare qualche tassello con nomi di spessore e di categoria che possono darci un aiuto, altrimenti con le nostre forze cercheremo di andare avanti. Ecco, oggi ultima domanda, era presente anche il sindaco di Sant'Antioco, Ignazio Locci, insomma potrebbe essere anche l'amministrazione comunale a darvi una mano, sia per lo stadio che per altre cose importanti, no? Sì, il sindaco in prima persona ha preso degli impegni importanti verso lo sport, sulle strutture, sull'impianto di illuminazione e quindi sta dando il suo contributo. Io spero che sarà sempre valido, anche perché ricordo che il sindaco di Sant'Antioco, Ignazio Locci, è cresciuto nelle nostre società giovanili ed è un uomo di sport, quindi conosce i problemi e noi siamo sicuri che potrà far molto bene per noi. Bene, ringraziamo il responsabile della formazione della società Mariano Gala, ringraziamo naturalmente facendogli un grande in bocca al lupo mentre sentiamo in lontananza i giocatori che stanno qua festeggiando in un bellissimo ristorante dell'isola di Sant'Antioco. La linea che può tornare.
ristorante dove si festeggia la formazione dell'Antioquense Football Club, ospite d'eccezione uno dei responsabili massimi della Federazione Italiana Gioco Calcio, consigliere regionale Mauro Barlini. Mauro, insomma, come hai visto la vittoria di questa formazione di Sant'Antioco? Beh, è un piacere aver assistito a questo campionato con la vittoria dell'Antioquense, una squadra che ha meritato questo successo in considerazione del fatto che è una delle poche squadre che è rimasta imbattuta in questo campionato, sarde ovviamente. L'Antioquense ha meritato questo successo anche in considerazione della programmazione che ha fatto, una società che ha sempre impostato la sua attività con il settore giovanile e che ha trasferito in prima squadra. In pochissimi anni i risultati sono arrivati, quindi un grande complimento all'Antioquense, dirigenti, giocatori e spettatori, pubblico e tutti. Ecco Mauro, adesso siamo ormai al culmine della stagione, ci sono, se non ricordo male, delle finali regionali a San Rodia, no? Ad Oristano. Sì, a parte le code dei play-off e dei play-out, sabato ci saranno le finali del campionato regionale dei giovanissimi e degli allievi, e poi ci sarà a fine maggio la Coppa Italia di Beach Soccer ad Alghero, dove vedrà impegnate 18 squadre provenienti da tutto il continente. Siamo alla fine della stagione, quindi pronti a ripartire per la prossima. Ecco, il governo del calcio come sta funzionando qui nella nostra isola? Ma una delle prime mission che ci siamo posti in questo mandato è stato quello di abbassare e di contenere i costi che sostengono le società sportive per iscriversi ai campionati. Dopo 2 anni di attività di questo Consiglio, grazie a una legge regionale siamo riusciti ad ottenere un contributo che poi gireremo completamente alle società sportive, consentendo così di abbattere i notevoli costi che le società annualmente sostengono per partecipare ai campionati. Quindi questa è una buona notizia, perché praticamente verranno rimborsati quasi la totalità delle spese sostenute per il campionato 2018-2019. La legge prevede un triennio di contributi, speriamo che venga rinnovata con i prossimi bilanci del Consiglio regionale, in modo tale che anche le società possano avere sollievo finanziario. Ecco Mauro, un'ultima domanda prima di chiudere. Sei stato tu il promotore già in diverse occasioni di alcuni eventi sportivi molto importanti nel Sulcis Iglesiente, soprattutto a Carbonia, nel Palasport bellissimo, soprattutto nell'ambito del basket. Sei in grado ancora una volta di promettere nuovi eventi sportivi per il Sulcis e per Carbonia? Beh, stiamo cercando di rendere fisso l'appuntamento con la Dinamo. Purtroppo la situazione del palazzetto non ci consente di fare un quadrangolare, perché per fare questo ci vogliono i doppi spogliatoi di cui il palazzetto non è provvisto. Quindi sicuramente posso confermare che stiamo lavorando per riportare la Dinamo il prossimo settembre a Carbonia nuovamente. Insomma, davvero complimenti e auguri per la tua attività nel Consiglio federale. Grazie, viva lo sport. Grazie a Mauro Ballini, la linea che può tornare. I giocatori, insomma, che stanno festeggiando, state festeggiando. Stiamo festeggiando la grande! Allora andiamo, avviciniamoci a tutti i giocatori, eccoli qua. Li inquadriamo ragazzi, siete stati davvero fantastici. Vedete i festeggiamenti qua della squadra, diciamo che qualche birra ve la siete bevuta, un paio, signori! Non riesce più a parlare, No, facciamo l'intervista a Pironi. No. Va bene, no. Sì, vai. Dai. Tu che sei di Carroforte, cosa ne pensi? Penso che è una grande squadra, ci siamo meritati il titolo. Che titolo? Che titolo abbiamo vinto? Pelinga, dillo. I campioni di seconda categoria. Valerio, vieni qua, Valerio. Lì è buio. No, Valerio,
Dai, Vale, una domanda e poi te ne vai. Dai, No, no. Valerio è uno che ha degli ottimi prodotti di Vale, cava. vieni qua. Dai, vieni! Valerio ha degli ottimi prodotti No, campini. vabbè. Ma cosa hai vinto oggi, oltre al miglior portiere? Ho vinto il titolo di seconda categoria. Difesa. Alla fine abbiamo raccolto i gruppi di un buon gruppo di persone tranquille, senza nessuno diciamo in testa, e abbiamo vinto il campionato. Bravi, complimenti! Luca, tu che sei l'ultimo anno allievo quest'anno, l'anno prossimo sei in prima squadra, cosa ti aspetti dalla prima squadra l'anno prossimo in prima categoria? Niente. Non ho giocato quest'anno, ho vinto il campionato. Ok, ma speri di giocare l'anno prossimo? Speriamo. E sono contento solo se! Quasi sempre per la strada! Per la strada! E insomma dai, i festeggiamenti proseguono, rimanete sempre in collegamento su Media News TV, linea alla regia. Vengo anch'io? No, non vengo anch'io. Perché?